Il gruppo Spontaneo a Mare Stramare vi invita al secondo appuntamento dei Venerdì di Luglio nel Borgo, edizione 2025. Bati e bati se doma anche il fer. Questo è un proverbio tradizionale che ricorda come la caparbietà e la insistenza possano portare a degli ottimi risultati. In questo caso è per anticipare il titolo della seconda serata, Il ferro battuto, da necessità quotidiana a espressione artistica. Tutti i paesi, tutte le comunità avevano lungo i torrenti i magli, i battiferro, perché era indispensabile per le attività quotidiane disporre di attrezzi, di inferriate, di picconi, forche e quant'altro. Per cui tutti i paesi ricorrevano regolarmente al fabbro per qualsiasi necessità. E di tanto in tanto in mezzo a questi artigiani c'era qualcuno che eccelleva perché aveva delle doti artistiche. È il caso di Carlo Rizzarda, un artigiano feltrino che ha fatto fortuna a Milano, diventando un riferimento per le grosse famiglie tipo Rizzoli, Motta di Milano, per cui produceva in continuazione elementi artistici, inferriate, lampadari, ringhiere eccezionali che avremo occasione di vedere nella serata assieme alla direttrice della Galleria d'Arte Carlo Rizzarda di Feltre. E Tiziana Casagrande ci racconterà di come un feltrino sia riuscito fra 800 e 900 a diventare un artista a Milano battendo il ferro. Vi aspettiamo quindi venerdì 11 luglio alle 20:30 a Stramare e vi invitiamo ancora una volta a percorrere il sentiero dei Tottrodo delle Acque che da Cal del Pont permette di fare 30 minuti di piacevole passeggiata lungo il torrente e quindi di essere anche noi ecosostenibili e di evitare l'arrivo di tante auto a Stramare.